buonasera a tutti. Volevo precisare che il passaggio fondamentale e tutta la parte tecnica l'ha fatta il Presidente del Consorzio, che è Renzo Monimento. Io sono Vicepresidente e ho collaborato con il Presidente Ghezzo, che assieme anche al nostro Vice Sindaco, che è stata una persona splendida, abbiamo di corsa quest'estate messo in piedi questo progetto. Come si diceva, questo progetto è qualcosa di apripista per le relazioni future che dovranno avere le amministrazioni, perché non ci sono più né bravi né superiori dentro un sistema turistico, ma dagli albergatori alle locazioni private ai campeggiatori ai villaggi siamo un prodotto turistico unico che ha bisogno di servizi forniti da chi fa servizi, dai trasporti su acqua, da chi ha la parte anche fa la parte da leone, che sono gli stabilimenti balneari, la parte balneare, ecco. E come diceva prima un associato nostro che è qui presente, che ha fatto l'intervento 2 secondi fa, la parte dello spiaggiato, che la nostra consigliera Erika Baldini ha fatto anche, diciamo, menzione prima, e si parlava anche col Presidente del Consorzio del Delta, si parlava: ma adesso cosa facciamo di questa massa di legname che è venuto giù dai fiumi? Ci carichiamo noi queste spese? In futuro, perché non è finita con un'ondata, adesso tante scorie arriveranno anche nei prossimi mesi e noi dobbiamo avere le amministrazioni nostre pronte a recepire questa calamità naturale che arriveranno giù dai fiumi. Allora noi abbiamo tanto a cuore come Consorzio di Promozione, in special modo io che rappresento l'associazione degli albergatori, ma è chiaro che il nostro sforzo non può essere vanificato da agenti atmosferici come quelli che stanno accadendo adesso. Non è colpa di nessuno, però una brava amministrazione, un bravo territorio e dei bravi imprenditori fanno squadra e sinergia per risolvere i problemi, e questo è l'obiettivo nostro, di risolvere queste cose che possono succedere. Io credo che questo inizio di collaborazione sia una pietra miliare storica per i due territori, perché un prodotto turistico, come diceva il Vice Sindaco, così variegato, così importante e così fondamentale per l'intero Veneto. Noi siamo stati al piano strategico della Regione Veneto, che c'era anche la dottoressa Marete, che ha fatto la legislazione del piano strategico Veneto assieme a Stefano Marchioro. Si è parlato di delta. La prima parola che hanno detto: guardate il delta del Po, quanto bello, quanto natura abbiamo, la Camargue francese non è alla pari del nostro delta, cioè noi ce l'abbiamo, come diceva Erika, ce l'abbiamo a vista d'occhio, 100 metri. E allora sta a noi a mettere insieme cultura, storia, arte, Chioggia, la perla della Laguna Sud, l'orologio più antico al mondo, ce l'abbiamo noi. Abbiamo una cucina, un brand di gastronomia esportabile in tutta Italia e in tutto il mondo. Questo noi dobbiamo, questa ricchezza dobbiamo metterla in sinergia con Delta per creare prodotti turistici innovativi. E quando noi mettiamo in sinergia questo, distribuiamo ricchezza a tutto il territorio, indipendentemente che sia un appartamento, un albergo, un villaggio, una spiaggia, uno che fa fornitura di servizi acqui, a quello che noleggia le biciclette. Dobbiamo distribuire sinergia e metodo di lavoro, perché qua stiamo parlando di metodo di lavoro, dobbiamo fare squadra, metodo di lavoro di squadra. Questo è il messaggio che noi abbiamo pensato di fare come associazione, come consorzi. Abbiamo trovato una sponda fondamentale nelle amministrazioni comunali di Rosolina e del comandante in capo del consorzio Delta Show. Grazie.